Cosa bolle in pentola, edizione del 2023 del Granchio Blu di Chioggia, una iniziativa organizzata da Confesercenti, da Associazione Rivavena e da ENAEP. C'è un'atmosfera naturalmente bellissima, siamo alle prime ore di venerdì sera, ma è una manifestazione che vi terrà appuntamento con la magia della Rivavena sino a domenica. Noi apriamo la nostra serie appunto di interviste e di pareri con Roberto Pagan, che non solo fa parte del direttivo dell'Associazione Rivavena, ma fa parte anche di quella squadra, è il capitano soprattutto, di quella squadra che ha vinto per ben 2 volte il Cicchettando in Rivavena. Allora, emozione nel rivederci? Sì, emozione, sì, perché i ricordi sono ancora freschi, parliamo di aprile scorso, quindi siamo ancora emozionati. Volevo dire che il cicchetto che ha vinto sta andando molto bene, c'è tanta richiesta, addirittura facciamo fatica a prepararlo perché appena preparato è già esaurito. Senti, al di là naturalmente di queste nostre considerazioni, cosa bolle in pentola? Già nel pomeriggio e in queste prime ore della sera ci sono naturalmente tante persone che vi chiedono, sono curiose, il granchio blu come lo preparate voi? Noi del Baccaro Frittolo facciamo la molecca di granchio blu, cioè il granchio blu intero molecato, cioè nel momento che perde il carapace viene tirato su dall'acqua, quindi è morbido e si presta benissimo a fare fritto come la molecca tradizionale. Una situazione che vede una squadra, associazione da Rivavena, che diventa sempre più forte, trova sempre più appoggio. C'è stata appunto la serata di gala e tu con il comitato hai allargato appunto le braccia a tutte quelle altre realtà che stanno credendo a questo gioiellino. Certamente, anzi volevo ringraziare in primis tutti gli attori che sono attorno, tra cui il Confesercenti, l'amministrazione comunale e vari lidi di Chioggia, insomma degli albergatori e quant'altri, e soprattutto i miei colleghi dei Baccari che ci credono alla svolta di Rivavena. Come vediamo già questa sera abbiamo parecchie richieste di granchio blu, quindi la promozione è buona, gastronomicamente parlando il prodotto è valido, che se ne dica, è molto valido, quindi siamo ottimisti sul proseguo. Siamo con Morgan Villan, presidente dell'Associazione Rivavena. Credo che siamo partiti con il piede giusto. Siamo partiti con il piede giusto, grande serata all'ENAEP che salutiamo e ringraziamo. Volevo ringraziare i Confesercenti che ci ha creduto e ci ha supportato in questo progetto. Confidiamo di essere il primo tra i tanti itinerari del gusto che mette in primo piano le attività e i locali. Sicuramente quindi una prima edizione che avrà un seguito, un grande seguito. Sì, ok del Granchio Blu, però abbiamo anche altre tante iniziative, nuove iniziative.